Buonasera a te. Coach, ogni volta che venite qua a Catania riservate delle partite molto molto belle, però purtroppo per voi appunto tornate a casa a mani vuote. Che è successo oggi? No, no, non è successo niente, è stata secondo me una partita bellissima, di pallacanestro anche di buon livello. Esatto. È stato bello perché la gente si è divertita, poi il punteggio finale, loro sono in striscia, Gravina è una squadra costruita bene, che è di un'ossatura storica, ne ha fatto un segno distintivo, più Garello, quindi è diventata veramente una signora squadra. Non dimentichiamo Sortino, attenzione, che è sempre un signor playmaker. Per quanto riguarda noi, l'abbiamo buttata nel momento in cui l'inerzia era completamente nostra, 72 pari credo, eravamo un punto sotto, non Con ricordo. le due triple di Gaspare Caio. Esatto, avevamo agguantato, l'inerzia era nostra, probabilmente abbiamo fatto una sciocchezza e l'abbiamo pagata a caro prezzo, però sono contento perché i ragazzi hanno giocato fino alla morte come abbiamo giocato tutte le partite ad oggi, perché noi abbiamo preso l'imbarcata con Palermo, ma perché Milekic è stato espulso dopo 5 minuti dall'inizio della gara, solo per quello. Per cui anche là avevamo lottato bene, abbiamo lottato anche stasera, noi ci siamo, siamo una squadra secondo me in forte crescita che può dare fastidio a tutti, chiaramente non costruita per vincere il campionato ma per mantenere la categoria e per fare bene, per creare un'ossatura che duri nel tempo e dalla quale ripartire negli anni successivi. Secondo me stiamo facendo un ottimo lavoro. Oggi io vedo il bicchiere assolutamente mezzo pieno perché ce la siamo giocata alla grande, abbiamo recuperato 2 volte uno svantaggio anche importante, quindi i ragazzi non hanno mollato mai, che è quello che dico sempre io. Noi se dobbiamo uscire dal campo distrutti e devono uscire distrutti anche gli avversari, per cui io sono felice, va bene così, i risultati arriveranno. E a proposito di questo, della costruzione per il futuro, a un certo punto ho notato che hai messo in campo 4 gelesi con Milekic, quindi alla fine è anche interessante da questo punto di vista la nota gelese della società, della squadra. Ma è normale che il progetto deve nascere attorno un nucleo storico di ragazzi del posto, settore giovanile del posto, integrato da ragazzini stranieri, ragazzini dell'Interland, insomma il progetto è interessante veramente, chiaramente non siamo una metropoli, per cui non abbiamo una capacità di reclutamento importante sul territorio nostro, qui dobbiamo attingere anche da fuori. Secondo me siamo sulla strada giusta anche perché abbiamo la disponibilità per 15 anni di un palazzo dello sport all'avanguardia nel sud Italia, per cui il Palalivatino che sta sorgendo a mo' di college, per cui diventa 2 campi da pallacanestro, alloggi per i ragazzi, insomma il progetto è veramente veramente interessante. Chiaramente siamo indietro rispetto a società come Gravina che ha un nucleo storico che fa bene ogni anno, per cui noi solamente 2 anni che ci approcciamo, anzi questo è il terzo anno, metto anche quello del Covid, però in Serie C ci siamo approcciati da 3 anni, è una società completamente nuova, per cui io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Io sono veramente felice ed orgoglioso dei ragazzi, stasera hanno fatto qualcosa di secondo me miracoloso perché hanno ripreso la partita per 3 volte credo, per cui senza mollare mai, ribattendo canestro su canestro, credo che la gente si sia divertita veramente, andrò a rivedere la partita ma la gente ho visto che era veramente divertita, per cui è un inno allo sport, è quello che ne vogliamo, poi si vince, si perde, complimenti a loro, complimenti a Peppe Marchesano che è un caro amico, alla dirigenza. Noi ritorniamo carichi veramente perché sappiamo che possiamo dire qualcosa di importante in questo campionato. Perfetto, l'ultimissima cosa, Milekic è uscito per caviglia, ha avuto una scaviglia? Ha avuto un leggero risentimento al polpaccio in un contatto di gioco, quindi gli tirava sto polpaccio, ha preferito non rientrare in campo. Chiaramente Marco ha una struttura fisica imponente, quindi sicuramente si sarà fatto male per rinunciare ad essere della battaglia. Speriamo di torni presto, grazie mille coach, in bocca al lupo per il resto del campionato.